Questo filmato è stato realizzato nell'arco di tempo che va dalla primavera 92 all'estate fino agosto 93. Siculiana è un paesino che sorge su una collina a 85 metri di altitudine. Fin dal lontano 1161, quando Guglielmo I concedeva a Matteo Bonello Casale Siculiane, in territorio d'Agrigento. L'elemento originario del paese è il castello, che sorto su una rupe dominava le poche casupole che lo circondavano. Con lo scorrere degli anni e quindi con l'incremento demografico, il paese si è andato ingrandendo fino ad assumere le dimensioni attuali, con un numero di 5.207 abitanti, secondo il censimento del 1991. Una volta la maggior parte della popolazione siculianese era dedita all'agricoltura, quindi l'economia del paese dipendeva essenzialmente dai risultati da essa apportati. Come in tutti i centri agricoli, variavano le qualità e le quantità delle colture. Infatti a Siculiana i maggiori prodotti coltivati, spesso con metodi tradizionali, erano e in parte sono il pomodoro, l'uva, l'oliva, la mandorla e il frumento. Siculiana è stata sempre famosa per il suo pomodoro. Oggi la produzione del pomodoro avviene non solo per il consumo dei soli siculianesi, ma anche per le esportazioni nei paesi limitrofi. A Siculiana viene praticata ancora la lavorazione del pomodoro di tipo artigianale, con metodi tradizionali e semplici nello stesso tempo. Questa consiste nel far essiccare al sole il pomodoro, tagliato a metà e ricoperto di sale, e, ad essiccazione completa, esso viene messo sott'olio.
Una volta esso era uno squisito companatico, mentre oggi serve per la preparazione di antipasti, primi piatti, pregiati panini ed altro. L'estratto di pomodoro, che era di grande uso negli anni 50, consisteva nella passata di pomodoro mescolata con sale e stesa al sole negli appositi supporti, chiamati maiggi. La produzione di salse di tipo familiare, che consiste nella passata e nei pelati, negli ultimi anni è diminuita, dato l'afflusso dei prodotti già lavorati e in vendita nei negozi alimentari. Grazie al pomodoro prodotto e lavorato è sorta la nuova e moderna azienda salsiera, cooperativa giovanile Sole di Sicilia, in contrada Catalano Baiate, con sede a Siculiana. Porque me gusta chica de 15 a 20 y arriba y arriba y arriba y no soy marinero por ti La presenza di grandi vigneti attorno al paese ha facilitato l'incremento della lavorazione dell'uva. Poi, grazie all'afflusso di moderne macchine agricole e di nuovi metodi di coltivazione, le produzioni sono aumentate. La costruzione della cantina Torre Salsa nel 1972 ha permesso agli agricoltori di trasformare le pregiate uve e dei loro poderi in un prodotto destinato direttamente al consumatore, contribuendo così allo sviluppo commerciale del paese. Infatti il vino di Siculiana va a finire nelle più prestigiose cantine del nord Italia, per poi venire tagliato con altri vini di bassa gradazione alcolica. Oggigiorno però la situazione per i piccoli e medi viticoltori è cambiata, infatti le entrate sono tali che non riescono a fronteggiare le spese. Altro prodotto dell'agricoltura siculianese, anche se presente in minima parte, è l'oliva. La sua coltivazione ha fatto sorgere moderni frantoi, il cui prodotto riesce a soddisfare buona parte del fabbisogno dei siculianesi.
Mentre fino a qualche decennio fa l'economia siculianese era prettamente agricola, oggi essa dipende, oltre che dall'agricoltura, anche dai risultati apportati dall'artigianato e dall'edilizia, settore purtroppo che sino ad oggi non è stato ancora sbloccato. Siculiana vanta un polivello artigianale costituito dal lavoro di alberi falegnami, muratori, pittori, decoratori, fabbri ed altri ancora, che hanno operato e operano tuttora nel paese. Oggi a Siculiana il mestiere del falegname è però entrato in crisi, data la totale assenza di giovani apprendisti, causata dal disinteresse politico e sindacale e dall'impari concorrenza dell'industria. Questa che vi stiamo mostrando è la bottega del signor Benedetto Pecorelli. Che è nelle foto realizzate dal figlio Domenico. Quella del falegname, infatti, è l'arte più colpita. Fra le tante falegnamerie che esistevano a Siculiana, l'unica rimasta è quella del signor Leonardo Vento e figli. Comunque esso resta il più caratteristico e il più bello dei mestieri artigianali. Ci troviamo nella bottega del signor Leonardo Vento. Prima di tutto vogliamo chiederle quali erano i vecchi falegnami di Siculiana che purtroppo sono scomparsi. Ma io ho conosciuto Leonardo Lazzara, Vincenzo Bissi, Gerlando Veneziano, i fratelli Veneziano, Alfonso Salvatore e Vincenzo, Tamburello Alfonso, Indelecata Alfonso, Polletti Gerlando che mandava a arretrare mobili da Catania, c'era qualche altro, Guarraggi Carmelo, Lazzaro Leonardo. Chi sono oggi i falegnami che hanno cessato la loro attività e sono in pensione? Caruana Vincenzo, Pecorelli Benedetto, mio zio Vento Libertino, Sciortino Filippo e Zampito Angelo. Bucciardo Gaspare. Che differenza c'è tra il tipo di lavoro che faceva una volta il falegname e quello che fa oggi? Dai mobili alle imposte interne e esterne, ma di differenza ce n'è tanta perché prima non avevano la possibilità di macchinari moderni come li abbiamo oggi e prima era tutta lavorazione a mano. Poi anche c'era mancanza di materiale, che ora abbiamo per esempio materiale preparato e usiamo altri metodi di pressatura che insomma si facilita la lavorazione, mentre prima non c'era nemmeno il materiale adatto per poter fare delle lavorazioni. Che fa oggi il falegname? Oggi si costruiscono per l'arredamento moderno mobili ad incasso, restauro di mobili antichi. Per esempio abbiamo una costruzione dalla famiglia Veneziano, dal padre di Salvatore Veneziano, che questa costruzione risale più di almeno 90 anni fa, che sino allora loro usavano mettere l'etichetta della falegnameria, e allora non c'era nemmeno tipografia, perlomeno io penso che dovevano andare ad Agrigento o Porto Empedocle per mettere queste etichette. Quest'altra costruzione di qua, per esempio, sarà più di 100 anni e ancora è in buone condizioni, ottime condizioni.
Poi per gli amatori del legno si costruiscono sempre le imposte di legno pregiato, anche se con la concorrenza dell'alluminio c'è chi preferisce la costruzione in legno. Prima dell'uso dell'alluminio anodizzato e dello stile moderno, il fabbro adoperava il ferro battuto per fare dei suoi lavori veri e propri manufatti artistici, come per esempio il lavoro di questa inverriata, eseguito dal bravissimo Antonino Gagliano, autore pure della Croce del Calvario, costruita nel 1925. E altri lavori di autori ignoti. A questo proposito ricordiamo i fabbri di un tempo: Domenico Pedalino, Salvatore Gagliano, Melchiorre Indelicato e i fratelli Campo. Oggi le imposte esterne sono costruite pure dal fabbro. La bottega del fabbro è quasi la traduzione moderna di quella che era una volta la bottega del falegname. Non dobbiamo dimenticare pure che Siculiana ha avuto prestigiose sartorie che portavano le firme dei fratelli Alfonso e Rosario Vitello, Antonino Danna, Melchiorre Indelicato, Giuseppe Graceffo, Domenico Coirazza, Francesco Schempri, Pasquale Orlando e Salvatore Giacomazza. Essi ci smondo il più elegante e il più giocondo di qualche mondo fanno il nome. Per quanto riguarda la pittura e la decorazione, nel passato è da ricordare il bravissimo autodidatta Antonino Di Nolfo, detto anche Nino Lupitturi, che in questo campo è stato il capostipite di Siculiana. Assieme a lui lavoravano Carmelo Cassarino, che è in questa foto, e Paolo Bellavia. Antonino Di Nolfo ha operato in tutto il paese e nei paesi limitrofi. Egli ha effettuato numerosi interventi di restauro nei palazzi Agnello e in molte chiese. Ci smondo il più elegante e il più giocondo di quanti al mondo fanno il nobile mestiere di secondomi, rubatori dal favore. Il restauro maggiore resta quello del 1939 nel santuario di Siculiana, mentre era arciprete del paese Don Giuseppe Minnella, dove ha effettuato lavori nella cupola e nel transetto assieme al signor Bucalo di Menfi e con gli allora apprendisti il signor Giacomo Urso. E Paolo Indelicato, che in seguito ne curò la manutenzione durante l'arcipretura di Don Giuseppe Cuva. Un altro apprendista allora era il signor Giuseppe Modicamore, detto anche Pepè. Non dimentichiamo
dimentichiamo che per i lavori di restauro e per la decorazione classica e moderna, caratterizzante e importantissimo per l'artigianato siculianese, è stato che Antonino Di Nolfo ha tramandato la sua arte ai figli. Siculiana è ricca di pittori autodidatti. Questi sono alcuni dipinti di Nino Pittore. Tra i quali il suo autoritratto. È il ritratto di Monsignor Iacono che si trova nella curia vescovile di Agrigento. Monsignor Iacono gli fece pervenire dalla segreteria vaticana questa pergamena come segno di riconoscimento.
mentre queste sono alcune opere del figlio Giuseppe, che nella pittura ha seguito le orme del padre. Alcuni disegni a matita e smalto nero con fondo in oro zecchino. E infine questa giara smaltata con riquadro ad olio che ritrae Piazza Umberto I. Altri pittori autodidatti siculianesi sono Antonino Pacenzia, questi due oli, tra i quali questa fantasia paesaggistica mista alla festa del Santissimo Crocifisso. Vincenzo Pinzerrone, questo meraviglioso baule. Giuseppe Cuffaro, questi due oli. Vincenzo Guarraggi, conosciuto per la sua originale pittura di tipo surrealista, avendo come punto di riferimento Salvador Dalì. Queste sono alcune opere dell'autodidatta Mariella Bruno, che silenziosamente e improvvisamente si è rilevata una brava pittrice. Questi sono alcuni disegni di Luana Di Nolfo. Filippo Di Nolfo frequentò per un periodo l'Accademia di Belle Arti di Brera, nella città di Milano. La sua pittura trae spunto dal primo Van Gogh dei Mangiatori di patate a Ottone Rosai. Raffigurazione tipicamente espressionista. Non dobbiamo dimenticare però che Siculiana vanta anche pittori qualificati come Alfonso Siracusa, che ha conseguito il diploma di maturità d'arte applicata all'Istituto d'Arte di Firenze, continuò gli studi all'Accademia della stessa città. Ecco alcune immagini della mostra tenuta il 23 maggio 93 nei locali dell'ex convento San Francesco di Sciacca, curata dal commissario alla Biennale di Venezia Francesco Gallo, con la collaborazione del fotografo d'arte Filippo Consiglio, già presente su Art Diary, Flash Art, che uscirà nel 1994. La pittura dell'artista, di tipo filosofico, propone la visibilità dell'attimo e della durata,
così come potrebbero essere vissuti in un inquietante universo parallelo fatto di spirali che si accompagnano a spirali, disegni arcanici che sembrano tratti da calligrafie sconosciute, come se fossero archeologie del futuro o utopie del passato. E adesso ascoltiamo il parere del critico d'arte Francesco Gallo, intervistato fuori campo da Caterina Cannella. Abbiamo con noi Francesco Gallo, critico d'arte e docente dell'Accademia di Brera. Ieri sera è stato presente all'inaugurazione della mostra di Alfonso Siracusa, patrocinata dalla Regione Siciliana. Gli rivolgiamo qualche domanda. Ieri sera si è inaugurata la mostra di Alfonso Siracusa nell'ex convento di San Francesco di Sciacca, una mostra che lei ha presentato in catalogo. Peraltro un bellissimo catalogo. Vuole fare un commento per la nostra emittente? Con un vero piacere, sono venuto a questa mostra di Alfonso Siracusa che ho conosciuto qualche mese fa come artista e come persona con grande interesse, perché ho rilevato che nel suo lavoro c'è una profondità di qualità pittorica, una profondità concettuale che lo pongono certamente all'interesse della critica, all'interesse della cultura italiana. Io ho molta fiducia che il suo lavoro, che già oggi è di notevole interesse pittorico, di notevole qualità, possa avere un grande sviluppo. Ho imparato a conoscerlo e apprezzarlo nel lavoro che abbiamo fatto, come ricordava lei, di redazione del catalogo, che credo che sia venuto veramente un'opera pregevole, di vederne la solidità e soprattutto come questo lavoro sia un lavoro di premessa di tutto uno svolgimento culturale che lo vede intelligente, parte attiva, per cui ecco, io mi farò sostenitore del suo lavoro anche in mostre collettive, in manifestazioni che si potranno fare nel prossimo futuro, perché il suo lavoro sempre di più possa progredire e possa essere conosciuto e apprezzato anche da altri critici e dal mondo dell'arte come merita, però ecco, per questo bisogna che intraprenda un solido curriculum, e già, però devo dire per onestà che ha già fatto delle mostre collettive, delle mostre itineranti e che sono di notevole valore, per cui si associa, ecco, la qualità del professionista pittore anche con la capacità di sapersi gestire, perché io credo che oggi un artista debba gestire bene la propria immagine altrettanto, e questo è altrettanto importante quanto fare della buona pittura. Questo è un olio di Rosario Siracusa, che ha conseguito il diploma di maturità alla Scuola d'Arte di Sciacca. Rosario Bruno, che ha conseguito il diploma di maturità alla Scuola d'Arte di Sciacca. Un lavoro, questo, di Bruno, che sembra antico, ma che al contrario risulta quanto mai attuale, dal momento che in lui desta e sollecita una costante preoccupazione per l'elemento tempo. Roberto Zonder, diplomato presso l'Istituto d'Arte di Venezia, si abilitò all'insegnamento, studiò all'Accademia di Belle Arti di Venezia sotto la guida dello spazialista Edimondo Bacci. Frequenta tuttora il mondo artistico-culturale veneziano. Trasferitosi a Siculiana, completò gli studi presso l'Accademia di Belle Arti di Agrigento. Con ingratitudine o modestia si definisce autodidatta.
circa 3 km dall'abitato siculianese sorge Siculiana Marina, una borgata che per le sue attività commerciali e marinare era chiamata fino agli anni 30 Scalo. Data la vicinanza al mare, molti siculianesi si dedicano alla pesca, anch'essa importante per l'economia del paese. Come per l'agricoltura ogni frutto ha il suo tempo, anche per la pesca ogni stagione ha il suo pescato. Infatti alcune qualità di pesci, come il pesce spada, le aragoste e le sogliole, si pescano soprattutto nei mesi estivi, mentre scarseggiano durante gli altri periodi dell'anno. Stella storia d'un pesce spada, storia e pigliare la femminetta rituritum dallo cori e cancia di dolori ai 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 e dicea la strascinava e lo sangue mi corria e lo mascolo che annuncia ai 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 e lo mascolo pari ampazzuto mi diceva per la mia lo chianciri per la mia lo chianciri mi diceva la femminetta con un filo e luci a champagne, amore mio, casi notti ci venu. Non è non, amore mio, ci demori, voglio morire anzi mattina, ci demori, amore mio, voglio morire. Con un salto se tu augurite, cucciu, cucciu, cori, cori. La pesca dei lambuchi, invece, si fa sempre più rara, dato che questo tipo di pesce si sta estinguendo dai nostri mari. Nonostante ciò, essa avviene durante i mesi estivi. Di tipo artigianale del pescato, prevalentemente di sardine, ma queste con il passare degli anni hanno perduto la loro importanza a causa della crisi della pesca. Hanno posto fine alla loro attività. Sommare
vivo resta, ma pare resta, sto Nel luogo in cui sorgevano le tonnare vi si trova attualmente la colonia marina Don Giustino Russolillo, di proprietà dei padri vocazionisti. La pesca delle sardine e delle acciughe invece avviene durante tutto l'anno ed è importante per le esportazioni nei centri vicini e per la produzione di tipo familiare ed aziendale del cosiddetto salato, molto in uso nel paese. Come? Con me no, quando da già la faccio. Meglio è! L'economia siculianese si basa, anche se in minima parte, sul turismo, in diminuzione negli ultimi anni. I am
in the sand. How you laughed when I cried each time I saw the tide take our love letters from the sand. You made a vow that you would ever be true. Il turismo oggi è in crisi perché i turisti provenienti dall'estero e dal nord Italia, stanchi dei rumori e di respirare aria inquinata, non sono più attratti solamente dagli ambienti incontaminati, ma anche dalle comodità che possono offrire luoghi turistici ben attrezzati. That breaks over love letters in the sand. Now my broken heart aches with every wave that breaks over love letters in the sand. Hey, hey, brother, I will marry you. Hey, hey, Paula, no one else could ever do. I've waited so long for school to be through. Paula, I can't wait no more for you. My love, my love. I've been waiting for you. I want to marry you too. If you love me true, if you love me straight, our love will always be my True love means planning a life for two, being together the whole day through. True love means waiting and hoping that soon wishes we make will come true. My love, my love, hey, hey, Paula, I've been waiting for you. I want to marry you too. True love means planning a life for two, being together the whole day through. True love means waiting and hoping that soon wishes we make will come true. My love,
Posso passare? Sì. Allora, cosa ci guardi? Che passando tanto va via. Oggi Siculiana Marina è frequentata, oltre che dai siculianesi, anche da molta gente dei paesi limitrofi, la quale viene già attrezzata e quindi non lascia alcun guadagno al paese. Alla casita sola de sus perdidas mamá, ora que está tomando otra cosa más que su alma. Que todavía espero a que regrese a despechar. Le uniche cose che lasciano sono i rifiuti sulla spiaggia alla fine dei loro pranzi, alterando l'equilibrio ecologico del litorale. Litorale che si prolunga per ben 13 chilometri. La bellezza del litorale siculianese è data dalle meravigliose spiagge, dalla sabbia finissima, dal mare dall'acqua cristallina e ancora incontaminata, e dalla flora che cresce lungo il suo percorso.
Lo stesso turista, salendo da Siculiana Marina a Siculiana, strada facendo, può cominciare ad ammirare il castello, così maestoso ed imponente. Arrivato in piazza Merli e in piazza Umberto I, può ammirare la caratteristica del centro storico, il castello dal lato est, ove nell'omonima via vi è il suo ingresso con l'edificio più nuovo di stile neogotico. Oggi però il castello si presenta come un edificio in rovina, inutilizzato e inutilizzabile così com'è. Occorrerebbero numerosi lavori di ristrutturazione e di restauro, possibilmente rendendo il suo prospetto più somigliante allo stile d'origine. Come pure il suo muro perimetrale di cinta, in parte pericolante. L'edificio della torretta dell'orologio, anche se è di costruzione più recente rispetto agli altri, sembra che non faccia una buona impressione. Il santuario del Santissimo Crocifisso, col suo caratteristico stile barocco, avrebbe anch'esso bisogno di qualche lavoro di restauro. A cominciare dalla cupola, che dovrebbe essere rifatta con un colore più adeguato al suo stile. Quelle strisce che fanno pensare alla maglietta sportiva di una squadra di calcio, le quali sono sotto i nostri occhi sin dal 1975, quando sono stati fatti i lavori di impermeabilizzazione. Sarebbe meglio toglierle. I favolosi palazzi del barone Agnello, anch'essi avrebbero bisogno di restauri, specialmente nei prospetti principali, anche se esse sono delle proprietà private, potrebbero essere aiutate dal comune. E questo vale pure per i prospetti delle case che comprendono il centro storico.
rifacimento delle stradicciole, del centro storico è pure importante, come le cose che abbiamo citato prima. È molto vecchia la pavimentazione esistente, fra l'altro non manca erba e immondizia. L'illuminazione lascia molto desiderare, sia dal punto di vista pratico che estetico. Quando è sera non viene voglia di mettere piede in queste strade. Perché non si toglie il gabinetto pubblico abusivo che c'è sotto l'arco, rendendolo più decente, più solido e quindi aumentandone la sua caratteristica? Solo se vengono effettuati questi lavori di restauro, rivalorizzando il centro storico, Siculiana potrebbe diventare un luogo molto più attraente per il turismo. Ma soprattutto è molto più importante rivalorizzare Siculiana Marina, attrezzandola bene come gli altri importanti luoghi turistici, perché ne ha veramente le doti e grazie alle sue bellezze naturali e al suo equilibrio ecologico potrebbe diventare un luogo turistico di attrazione internazionale. Soltanto così il turista, partendo per ritornare al proprio paese, porterà con sé un ricordo indelebile sulla bellezza dei luoghi siculianesi.
Le fotografie che hanno come sfondo i titoli di testa e di coda sono di Giuseppe Lauricella, Paolo Siracusa, Giuseppe Pinzarrone e Paolo Gagliano.